Fin dal mattino a Venezia si ha contezza dell'ondata di arrivi in città con turisti e cittadini diligentemente in coda, con lunghe file per accedere ai luoghi simbolo, in testa il campanile di San Marco, un flusso continuo che anticipa l'assalto della notte di San Silvestro, quando Venezia si prepara ad accogliere fino a 70.000 persone, in particolare per lo spettacolo di mezzanotte previsto lungo il bacino di San Marco. Scatta così una massiccia macchina della sicurezza, in campo oltre 200 agenti, di cui 75 uomini della polizia locale in centro storico e 45 in terraferma tra Mestre e Marghera, ai quali si aggiungono i militari dell'Arma dei Carabinieri, poliziotti della Questura di Venezia, oltre ai lagunari impegnati nel dispositivo interforze. Sorvegliati speciali saranno Piazza San Marco, Piazzale Roma e Piazza Ferretto, oltre alle aree tradizionalmente più frequentate, come le stazioni ferroviarie e i luoghi di maggiore aggregazione. Per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti è stato disposto, come da ordinanza, in particolare il divieto di utilizzo del vetro e di spray urticanti nelle zone interessate dagli eventi, riflettori puntati anche sul concerto alla Fenice. L'insegna di applausi ma anche polemiche, questo continua a tenere banco nel mondo della cultura veneziana e non soltanto. Un piano e un programma straordinario dunque pensato per consentire a cittadini e turisti di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in sicurezza senza rinunciare alla magia della notte veneziana.